Bentornati alla Posta del Cuore con la nostra Elsa Fagin. Chi ci scrive oggi? Guarda da me piuttosto lunga che faccio leggere a te. Abbiamo detto tutto noi ogni volta. Vabbè, allora ci scrive Emiliano da Zero Branco. Forte. Ma Zero Branco in provincia di Treviso? Certo. Sì. Quindi non può essere Emiliano lui, scusa, sarà Veneto? No, Emiliano è il nome, è giusto? È Sì, il nome Emiliano. Emiliano. Ma se è Zero Branco è trevigiano e quindi secondo me è Veneto, che ha sbagliato. È il nome Emiliano. Emiliano Ah, da Zero Branco, è sì, sì. Emiliano. Vabbè, Emiliano. Comunque dice, di lavoro faccio il pastore. Sì? Credi che troverò mai l'amore con un lavoro come il mio, no? Quando lo dico alle donne mi guardano strane e scappano. Beh, Carità. caro amico dell'Emilia trasferitosi in Veneto per lavoro. no. Allora, io voglio dire, non importa che lavoro fai, l'amore non dipende dal lavoro che fai. L'amore dipende dall'amore. Non so se mi sono spiegata. Allora, più o meno sì, l'amore dipende dall'amore. Però ho una curiosità. Curiosità! C'è una cosa strana. Lascia che- Una cosa strana in questo racconto, non so se ve ne siete accorti, No. ma qui abbiamo un pastore che sta a Zero Branco. E come fa se è Zero Branco a essere pastore? Non può essere un Vabbè, pastore. io direi C'è di chiudere Zero- qua con Elsa Fagin. Io direi di non riaprire mai più. Esatto. Almeno 2 o 3 ce ne saranno di bestie. certo. Zero Branco.